Buonasera, bentrovati a Primo Sider Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Ovviamente il momento, anzi premetto, questa puntata viene divisa in due parti, nella prima parleremo di sanità, nella seconda parleremo della provincia, di tutti gli eventi della provincia. L'attualità è ovviamente questo maledetto Covid che non passa e chi meglio dell'assessore alla sanità della Regione Veneto può ci spiegherà quello che accadrà. Grazie Assessore Emanuele Langiari di essere con noi. Grazie a voi per l'invito. Ho visto il mio collaboratore dietro le quinte perché sta portandomi dei nuovi dati e così poi li sbirceremo. Chiedo regia, prima di iniziare il ragionamento di tutte le belle cose, segniamo i dati della giornata, così andiamo a verificarli e fare un ragionamento. Eccolo qui. I casi attuali di positività ovviamente sono più 1931, gli attuali positivi più 1002, i ricoverati più 18, in terapia intensiva più 1, i guariti sono 727 e i deceduti più 4. Questi sono i dati in Veneto in questa serata. Tra l'altro l'anticipo, così andiamo e faremo un ragionamento più completo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto con le norme per contenere la quarta ondata di Covid. Il Super Green Pass spetta solo a vaccinati o guariti dal virus. Chi non è in possesso non potrà entrare in bar, ristoranti al chiuso, palestre, impianti sportivi, cinema, teatri, discoteche, né partecipare a spettacoli, feste e cerimonie pubbliche. Per recarsi sui posti di lavoro invece è sufficiente il Green Pass ottenibile con un tampone molecolare o antigenico. Questo Green Pass base definito sarà necessario anche sui mezzi del trasporto pubblico locale e non più su quelli a lunga percorrenza. Questo regolamento scatterà il 6 dicembre e resteranno in vigore fino al 15 gennaio, quindi un Natale quasi blindato per i non vaccinati, un po' più libero per i vaccinati, per i guariti. È un bel, dico una parola non bella, un bel casino, Ahimè sì, purtroppo sì, cioè, pensavamo, dobbiamo dire la verità, almeno l'assessore lo pensava, insomma, che non fosse finita, che ci fosse ancora, insomma, la pandemia, l'emergenza, quindi ancora tenere sotto controllo, però l'evolversi della situazione nelle ultime settimane, quello che succede attorno a noi, paesi europei, insomma, eccetera, è una coda, l'ennesima coda, insomma, o ondata, chiamiamola come vogliamo, e anche molto virulenta perché c'è una diffusione, quindi è molto contagiosa la variante, insomma, che sta circolando, che noi conosciamo, è molto contagiosa, si propaga con molta velocità e quindi il numero dei positivi aumenta, quindi oggi 1931 positivi sono tanti, quindi un numero quasi 2000 positivi in Veneto sono molti. Fortunatamente, insomma, diciamo che la pressione ancora sulla parte ospedaliera è contenuta, nel senso che noi saliamo di qualche unità, siamo a 78 in terapia intensiva e 431 mi sembra in area non critica, quindi abbiamo numeri in più ogni giorno, ma comunque contenuti, non come un anno fa, e questo è dettato dalla vaccinazione, non c'è dubbio, insomma, su questo. Quindi ci si contagia, ci si può contagiare, si contagiano anche i vaccinanti, lo abbiamo sempre detto, non abbiamo mai nascosto questa cosa, però fortunatamente quelli con gravità di malattia o pure con un decorso intenso e grave sono le persone non vaccinate. Senta, prima di continuare le chiedo una curiosità. L'altro giorno, quando il Presidente Zaia ha fatto la conferenza di mezzogiorno, quella consueta, a un certo punto ha detto, sì, le ultime parole che ha detto lei, quindi non c'è grande pericolo perché gli ospedali non sono ancora al default, e lei vicino scuoteva la testa come dire ma non sono così sicura. Era scuotere la testa così oppure avevo un riferimento che ha paura invece che accada il contrario che quello di... No, allora, quello che diceva il Presidente. Allora, è chiaro che non so se ricorda quale momento. Sì, no, mi ricordo molto bene. Allora, è chiaro che i numeri sono numeri in aumento, quindi noi ci aspettiamo anche dalle 78 arrivare alle 100 terapie intensive, scattare anche i piani successivi, quelli che vanno dalle 50 ai 150 in terapia intensiva, insomma, oppure in area non critica. Ma qual è il problema? Il problema è che anche se noi saliamo poco, noi avevamo la settimana scorsa, adesso vedremo la cabina di regia di questa settimana, un'incidenza del 6% per quanto riguarda le
terapia intensiva, il limite è il 10%, e del 5% per quanto riguarda l'area non critica, il limite è il 15% per il passaggio da zona bianca a zona gialla, no? Il Friuli di fatto è già in zona gialla, perché il Friuli ha già questi due parametri sopra il 10 e sopra il 15%. Quindi diciamo che se noi guardiamo i numeri, leggiamo i numeri dell'ospedalizzazione, tutto sommato insomma sono numeri ancora buoni. Ma cosa sta succedendo? Sta succedendo che però l'attenzione che noi abbiamo oggi, centri vaccinali che sono tornati, e credo ne parleremo con terza dose, insomma, a dover essere ancora potenziati, molto quindi presenti, e quindi aumentare la capacità. Centri tampone, vediamo le file, le persone che si vogliono fare il tampone perché aumentano i casi, quindi i casi sintomatici, il contatto di caso, oppure quelli che vogliono farsi il tampone a fine Green Pass. Pressione negli ospedali perché comunque aumentiamo, e quindi tutti gli ospedali stanno attrezzando, stanno aprendo posti in area non critica, in pneumologia, in ospedali di comunità, stanno aprendo terapie intensive, che vuol dire personale. Siamo già in una situazione di criticità del personale e questo sta mettendo nuovamente sotto pressione il sistema. Non abbiamo personale in più perché non si trova personale, il personale che abbiamo, dobbiamo dire la verità, è stanco, cioè sono più di 20 mesi interrottamente lì in prima linea, lì sabati, domenica, non ci sono vacanze, non ci sono state ferie, quindi è anche un personale che oggi è molto provato ed è normale e chiaro e lecito che sia così. Quindi la mia preoccupazione è che anche se noi non aumentiamo in maniera molto importante, insomma da fare le chiusure degli ospedali eccetera, è chiaro che l'aumento di questi numeri più le altre questioni che le dicevo ci impongono anche di lasciare indietro qualcos'altro, e quindi di nuovo di rallentare nelle prestazioni, di rallentare. E quindi era preoccupata per questo? Sì, perché è un sistema che quindi ci impone tutti questi stop, tutti questi fermi, e quindi era il momento che stavamo recuperando anche le prestazioni arretrate. Adesso se ci dobbiamo di nuovo fermare perché dobbiamo comunque correre veloci con la terza dose, dobbiamo comunque correre veloci con il contact tracing, il tracciamento e tutto il resto, dobbiamo comunque apprestare posti letto perché se arrivano ogni giorno i 5, i 10, insomma le quantità che noi vediamo oggi, i 2, i 3 in terapia intensiva, però serve personale di supporto, serve personale insomma che ci sia in quei reparti attrezzati, e quindi è chiaro che tutta la macchina organizzativa, tutta la macchina sanitaria si deve rivedere. Senta, parleremo appunto della terza dose, parleremo di tamponi, parleremo di tante altre cose. E la prima domanda però che le voglio fare, Assessore, eravamo tutti convinti che dopo il periodo iniziale, dopo il ritorno della seconda ondata, la gente vaccinata con il vaccino avesse perlomeno una garanzia che non capitasse quello che sta accadendo ora. Ecco, lei che ovviamente lavora in regione per quanto riguarda la sanità, quindi ha stretto contatto con i luminari, ne hanno spiegato il perché? C'è un perché oppure onestamente, obiettivamente non conoscono questo virus profondamente con tutte le varianti del caso e sono in difficoltà pure loro? Ma allora io credo che di fatto abbiamo capito che questo virus non lo conosciamo, cioè prima ondata, seconda ondata, terza ondata, una regione sì, una regione no. La Germania è stata fino a questo punto tutto sommato era il modello, adesso invece è colpita in maniera molto forte. Quindi è chiaro che è un virus che si muove, che non si capisce bene insomma le varianti comunque che arrivano e che quindi possono determinare anche un decorso diverso. Per quanto riguarda il vaccino però abbiamo delle sicurezze. Allora il vaccino ci protegge e il vaccino è l'unica arma che noi oggi abbiamo, e sono chiari i dati, perché se noi paragoniamo i dati di oggi a un anno fa senza vaccino noi avremmo triplicati quei numeri negli ospedali, e poi teniamo conto che l'80% delle persone in terapia intensiva oggi, quindi 78 persone che ci sono oggi in terapia intensiva, l'80% sono non vaccinati e gli altri 431 mi sembra i numeri che noi abbiamo di gente in area non critica, il 70%, 65% sono non vaccinati, quindi il vaccino ci protegge. Cosa è cambiato? È cambiato che si è capito che la protezione del vaccino è una protezione che va scemando, e quindi i famosi 6 mesi, adesso hanno spostato la terza dose ai 5 mesi, 5-6 mesi, perché poi dipende sempre dal proprio fisico, dal proprio organismo, dal proprio sistema immunitario, quindi come reagisce e come sa
rispondere, e quindi si è capito che bisogna fare questa famosa dose booster, che però è tipica dei vaccini, non è una novità. È vero, però le dico a lei, lo diciamo tra di noi, è vero che è tipico in tutti questi casi la terza dose, però all'inizio delle vaccinazioni molti luminari hanno detto che bastavano 2 e poi ha cambiato nel percorso, e nel percorso che è andato avanti ha cominciato a dire io guardi non sono assolutamente Novax, in quel caso mi sono vaccinato subito e dappertutto, però voglio dire anche i luminari hanno detto bastano 2 dosi, poi adesso dicono la terza dose è naturale, per completare il ciclo bisogna farne 3, e chi mi racconta che ce ne magari fra poco ce ne vorranno 4, cioè... No, è vero, questa cosa qui io la riscontro, la capisco anche, e quindi effettivamente noi abbiamo avuto una comunicazione, pensiamo ai primi vaccini, a Johnson & Johnson, AstraZeneca, poi li abbiamo sospesi, adesso facciamo solo i 2 vaccini a RNA messaggero, quindi Pfizer e Moderna, 6 mesi prima dalla dose aggiuntiva, la dose booster, adesso 5 mesi. Capisco che tutto questo può al cittadino, alla signora Maria, insomma, può sembrare un po' ma hanno capito, non hanno capito, perché se cambiamo ogni giorno. È anche vero, ripeto, che una pandemia, un'emergenza di questo tipo, un virus probabilmente di questo genere, non l'avevano mai visto, ed è proprio oggetto, quindi penso proprio di studi approfonditi, quindi giorno per giorno credo riescono a capire anche questo, però ripetiamolo, non è una novità sui vaccini la dose booster che quindi rinnova la protezione e crea quella memoria che si è persa. Quindi... Certo. Senta, per quanto riguarda i vaccini, il Presidente Zaia, sempre ognuno libero di fare quello che vuole. Lei che pensiero ha dei Novax? Allora, io rispetto, devo dire la verità, le opinioni, siamo in un paese democratico di tutti, però non rispetto quando invece non si è democratici e quindi si vuole imporre delle cose come loro vorrebbero imporre. E poi non capisco questo non credere alla scienza, non basarsi su chi ha studiato, su chi sa, su chi ha delle basi. Per molti di loro è una macchinazione che arriva chissà certi. Ma io sento di quelle cose che non hanno veramente, quando il Presidente dice anche ma pensano che con il vaccino iniettano il microchip, oppure ci vogliono far morire perché c'è un complotto Big Pharma e quindi solo il soldo delle grandi case farmaceutiche, oppure è un messaggio, ma io queste cose non le capisco, perché noi i morti li abbiamo visti, gli 11.200, se non mi ricordo, morti del Veneto eccetera, li abbiamo visti, e poi adesso vediamo, io conosco molte persone, abbiamo visto le storie sui giornali di persone Novax che finiscono in terapia intensiva perché si vogliono diciamo così, gestire la propria malattia, e quindi decidono loro, si fanno la diagnosi ma si fanno anche la cura per la diagnosi, quindi decidono che farmaci somministrare. Molti intervistati hanno detto anche io prendo il Covid, sono felice, ma io poi non mi faccio devo dire la verità, non capisco perché quando uno prende un farmaco lo prende, legge il bugiardino, vede anche tutte le contrarietà che ci sono e quindi tutte le reazioni avverse, perché io sfido chiunque, qualsiasi bugiardino ha reazioni avverse, da tutte le parti, no? Però lo prendiamo perché abbiamo il mal di testa, perché abbiamo i dolori, perché abbiamo eccetera. Però qui invece si è creato, è incomprensibile, devo dire la verità, io di fronte ai numeri, di fronte ai dati, perché poi oggi ci sono i dati, vaccinati prima, non vaccinati prima, vaccinati oggi, tasso di mortalità, le persone che finiscono in ospedale, in terapia intensiva, le persone che invece hanno un decorso semplice, eccetera, e ancora non ancora non ci credono, non lo so. Le faccio una domanda, il dare visibilità a queste persone può creare un meccanismo che aumentino proprio in virtù di questo, noi della stampa, le televisioni danno molto spazio a queste persone e davvero fanno dei ragionamenti anche, perché se avessero la soluzione ovviamente magari qualcuno seguirebbe la loro protesta. E non è che noi nella comunicazione diamo troppo spazio a loro, secondo lei? Ma su molti fenomeni sappiamo che l'emulazione può essere un rischio, no? Nel senso che quando anche la cronaca nera, non lo so, ne abbiamo avuto momenti in cui in TV si vedeva solo cronaca nera e quindi qualcuno diceva ma allora questo potrebbe portare a, non lo so, io credo che però ormai quello è un zoccolo duro, io mi sono fatta questa idea. Noi siamo arrivati all'85, l'85,2-3% della popolazione
popolazione veneta eleggibile, ossia non sotto i 12 anni, che non possono oggi, finché non ci sarà EMA che dice, insomma, ma credo che lunedì EMA si esprime per quanto riguarda i bambini, che ha intrapreso il percorso vaccinale, ossia che si è vaccinato o ha fatto la prenotazione per la prima dose, chiaramente. Abbiamo questo zoccolo del 15% che secondo me è un zoccolo duro per il Veneto, più duro di alcune altre realtà regionali, perché da noi probabilmente c'è una fascia di Novax, lo sapevamo, perché avevamo visto anche per il passato, anche quando c'è stata la legge Lorenzin con i vaccini obbligatori, gli 11 vaccini eccetera, quindi sapevamo che c'era questo zoccolo duro che c'è, però secondo me questo qui non abbiamo provato, abbiamo continuato, la speranza era quella passo dopo passo di aumentare di qualche punto, però secondo me noi rimaniamo lì. Ecco, le faccio un ragionamento, sempre quello che ho letto da Illuminare. Allora, inizialmente si diceva che bastava il 70% delle persone che si facevano il vaccino e c'era una copertura totale, poi è arrivato il 75%, poi l'80%, poi l'85%, adesso ci vorrebbe quasi il 90%, quasi il 100%. Il professor Crisanti, nella dichiarazione al giornale, dice non è così, perché il 10% che non si vaccina non è quello che incide nel mettere in pericolo le altre persone. In pericolo le altre persone vanno se non vengono seguite con dei tamponi o praticamente controllate settimanalmente, mensilmente, adesso non so come e quando, però vengono controllate attraverso i tamponi. È d'accordo lei col pensiero di Crisanti? Allora, non è che il problema è che se rimane un 10%, diciamo, perché sappiamo che la vaccinazione ha un senso, poi in un paese globalizzato, se ci fosse la vaccinazione dappertutto, i paesi poveri, i paesi insomma, del terzo mondo, pensiamo all'Africa, all'India, hanno una percentuale di vaccinazione moltissimo bassa, e con la movimentazione delle persone è chiaro che il problema rimarrà indipendentemente se noi abbiamo l'85 o il 90%. Però quello che noi dobbiamo vedere invece, oltre al fatto del tracciamento e tutto il resto, è che quel 15% però è un 15% che se si ammala ha una malattia grave e quindi va a incidere anche sul nostro sistema sanitario, distogliendo energie e risorse anche per tutto il resto. Dobbiamo guardarlo in questa ottica. Ho capito. Sì, ho capito benissimo il motivo per cui ovviamente il motivo è anche chiaro, Assessore, perché reputo, e l'abbiamo detto e ripetuto ormai, che questo purtroppo è un virus ancora un po' sconosciuto. Perché quindi... poi questi pazienti hanno bisogno di un'assistenza molto forte, cioè quelli che prendono una malattia grave, quindi soprattutto questo 15%, probabile 15%, perché poi anche lì ci possono essere persone che invece se prendono la malattia non hanno nessun effetto, ma insomma come è capitato anche nelle prime ondate, quindi quando nessuno era vaccinato. Però sono pazienti che però poi devono essere seguiti in maniera assistenziale molto forte, quindi diciamo così drenano molte risorse umane, risorse appunto risorse di attrezzature e quant'altro che invece potremmo usare nel cercare di andare avanti rispetto a tutto quello che abbiamo lasciato indietro. Certo. Terza dose di vaccino, come siamo messi? Perché molti sono arrivati delle email sopra e ci chiedono, è arrivato, io l'ho prenotato addirittura per febbraio, l'altro per gennaio, poi anticipano, invece che andare qui vanno magari a Pieve di Sacco, vanno a Treviso, trovano o all'ospedale militare, di qua, di là, cercano di trovare, ovviamente perché molti hanno paura, com'è la situazione per la terza dose di vaccinazione? Allora, la terza dose è partita un po' lenta, adesso invece è partito con il botto. Allora, oggi, fino ad oggi, noi possiamo vaccinare con la terza dose su base facoltativa le persone dai 40 anni in su. Nel Consiglio dei Ministri che hanno varato oggi ci sarà anche per le persone con meno di 40 anni, che probabilmente potranno farla dal 1° di dicembre. Quindi con la terza dose si potranno vaccinare tutti dai 12 anni in su. Quindi noi avremo una platea molto più ampia. Allora, noi cosa stiamo facendo? Tutte le aziende sanitarie, insomma il sistema informatico eccetera, stiamo organizzando in modo da tornare a quella capacità dei 50.000 vaccini al giorno, che era quella quando eravamo a pieno regime. Oggi ne abbiamo fatti, la giornata di ieri, 20.000. Quindi abbiamo ancora un margine, quindi le aziende sanitarie stanno aprendo posti, quasi tutti hanno aperto posti e ogni giorno ne aprono di più per appunto arrivare a quei 50.000 giorni che erano quelli che abbiamo fatto quando avevamo l'apice della vaccinazione. Cosa implica questo? Questo implica però che noi abbiamo bisogno di personale, le USL sono un po' in difficoltà per questo e quindi devono rimodulare l'organizzazione e cercare di dividere il personale tra
punto tamponi che è comunque intasato, le strutture ospedaliere che comunque hanno ricominciato a recuperare le prestazioni e tutto il resto, e drenare un po' di personale all'interno dei centri di vaccinazione in modo da aprire più linee, mettere più posti e permettere quindi di arrivare a quel 50.000 vaccini giornalieri. In quanto tempo prevedete di arrivare a quei numeri? No, noi già nei prossimi giorni, quindi sì, noi stanno modulando, oggi 20.000, eravamo a 13.000, 12.000, già oggi 20.000, quindi noi si stanno organizzando per questo, anche perché la richiesta è molto forte. Noi da quando abbiamo aperto il portale giovedì pomeriggio a ieri, sì, oggi mi sembra, ci sono state 660.000 prenotazioni per le terze dosi, quindi i numeri stanno crescendo. Se con il decreto di oggi aprono dal 1° dicembre però anche per la fascia di chi ha meno di 40 anni, prevediamo chiaramente un'esplosione ancora di più, quindi noi ci stiamo attrezzando per far sì, insomma, che ci siano posti e possibilità di fare il vaccino, perché abbiamo capito anche qua che prima facciamo la terza dose, prima siamo maggiormente protetti, perché ci serve per rinnovare quella memoria che dicevamo prima. È stata abbassata apposta a 5 mesi, non più a 6 mesi, proprio perché in questo momento in cui il virus sta circolando di nuovo, è bene che noi rinnoviamo prima possibile la memoria del virus e quindi che i titoli anticorpali poi risalgono nuovamente. Ci prendiamo un attimino, poi ne pubblicità, poi ho tante cose da chiedere tra poco.